Buongiorno a tutti, sono Nicola Freddo della Direzione ICT Agenda Digitali della Regione del Veneto. Attendiamo l'accesso di tutti gli iscritti, siamo più di 100, quindi date il tempo a tutti di entrare. Ricordo sempre le due o tre cose operative. Allora, l'evento, l'incontro verrà registrato, per cui l'avrete a disposizione entro 2 o 3 giorni, e la stessa cosa vale per il materiale che verrà presentato durante l'incontro. Tutto il materiale del video lo troverete sulla MyExtranet nella stessa pagina dove avete, avete fatto la registrazione. Attendiamo ancora. Vi chiedo di usare la chat per i saluti, le domande, diciamo, non so, magari non sentite bene, eccetera. Mentre domande e risposte, usatelo per le domande a Michele Vianello. Ok, attendiamo fino alle 11:05 e poi iniziamo. Ricordo a tutti di utilizzare il nome e cognome corretto. Se non l'avete fatto, uscite e rientrate. Va bene, dai, io direi di iniziare, anche se manca ancora qualcuno, visto che la mia presentazione comunque la potete rivedere, sono le istruzioni pratiche. Condivido lo schermo e iniziamo. Bene. Federica, dammi conferma che si vede tutto. Sì, si vede bene. Bene, buongiorno a tutti. Come dicevo, sono Nicola Freddo, della direzione ICT della Regione del Veneto. Oggi è il secondo incontro del ciclo Progettare il cambiamento. La Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali della Regione del Veneto propone questi 2 cicli di 5 incontri. Quello che stiamo seguendo oggi è come organizzare un processo interno attraverso la gestione del ciclo di vita del documento, e il prossimo Web Analytics, monitora, interpreta e condividi i dati di traffico del tuo sito o del tuo servizio. E le informazioni riguardanti questo ciclo le trovate sulla MyEstranet. Qui avete il link di accesso dove troverete tutte le date che adesso vedremo. L'obiettivo di questo ciclo è capire come organizzare il back office e la gestione dei documenti amministrativi digitali. Le date, ricordo, sono 5, quello del 27 trovate tutto il materiale per chi non avesse potuto partecipare all'incontro sulla MyExtranet, trovate sia il video che le slide presentate.
Oggi ci troviamo sul punto 2, il ciclo di vita del documento informatico. Vi ricordo che il terzo sarà di venerdì 13 ottobre, non di mercoledì, per cui segnatevi in calendario la data, e poi abbiamo i 2 laboratori del 18 e il 25 di ottobre. L'attestato di partecipazione viene dato per ogni singolo evento, incontro, e dovete aver presenziato almeno al 70%. Ricordo di inserire in Zoom le informazioni complete, nome e cognome, per verificare l'effettiva presenza, e l'attestato verrà inviato via mail entro 7 giorni dall'indirizzo. All'indirizzo indicato in MyExtranet. Se quando vi siete registrati in MyExtranet attraverso SPID, se non avete usato MyID, controllate la mail che avete salvato, potete entrare sui vostri dati e procedere alla modifica, perché magari avete salvato una mail che è personale, non è quella dell'ente, quindi verificate questa cosa, così riceverete le informazioni all'indirizzo corretto. Per i laboratori vi abbiamo invitati tutti ad iscrivervi. Nel primo incontro avevamo 104 iscritti, oggi ne abbiamo 108. Per i 2 laboratori abbiamo 60 iscritti nel primo incontro e 52 al secondo, e la maggior parte ha scelto di partecipare da remoto, per cui diciamo che la partecipazione in presenza per il momento non è una delle opzioni percorribili. Ci stiamo organizzando con Michele Vianello per decidere il format finale, viste le adesioni. Vi chiedo per chi vuole partecipare al laboratorio, di decidere prima possibile la presenza, in modo che non ci troviamo 100 persone all'ultimo momento, per cui vi chiedo già anche a fine della giornata di oggi di procedere all'iscrizione, altrimenti abbiamo difficoltà organizzative. I laboratori lo scopo dei laboratori è quello di definire un processo sia prima per l'esiste, cioè sullo stato esistente, e poi il to be, come sarà, e vi chiediamo lanciamo un piccolo sondaggio su quali servizi vorreste analizzare. Questo è un elenco di servizi che Regione del Veneto ha proposto anche all'interno del PNRR. Se non vi ritrovate tra questi, potete in chat suggerirne eventualmente qualcuno di interesse, poi valuteremo insieme. Io lancerei il sondaggio. Il sondaggio sono 2 domande, perché abbiamo diviso, insomma, il pacchetto in due parti. Vi chiedo, avete una risposta multipla, dovete fare la crocetta su quello che è più, diciamo, che vi interessa di più. Avete 3 possibilità di scelta, per cui insomma, scegliete, insomma, o sul primo o sulla seconda domanda quelli che vi interessano. Io lancio il sondaggio, è la prima volta che lo facciamo, quindi speriamo che vada tutto bene. Dovrebbe comparire nella vostra schermata l'elenco delle domande e dei servizi. Procedete con la selezione delle domande, delle risposte, e poi appena tutti hanno dato la risposta, lo chiudiamo. Allora, i servizi le leggo qui un attimo, così li sapete: pagare un canone unico patrimoniale, pagare il canone idrico, le lampadie votive, la domanda per un contributo, l'iscrizione al trasporto scolastico, l'asilo nido, la mensa, l'accesso a una ZTL, dei parcheggi per invalidi, la pubblicazione di matrimonio, bonus economici, assegno di maternità, iscrizione alla scuola di infanzia, occupazione del suolo pubblico, corsi di formazione. Alcuni di questi sono complessi, quindi valuteremo anche con Michele quali prendere in considerazione. Per esempio, occupazione del suolo pubblico, parlando col Comune di Padova, loro avevano già individuato almeno 5 tipologie di occupazione del suolo pubblico, per cui solo quel tema sono diversi procedimenti, potrebbero essere complicati. Magari invece l'iscrizione al trasporto scolastico diciamo, forse un po' più limitato. Magari c'è una complessità della domanda, ma il processo dovrebbe essere più semplice. Vedo che stanno arrivando le risposte,
per entrambe. Presenti, siamo 83 partecipanti, per cui mi aspetto che arrivino almeno un'ottantina di risposte. Vediamo se in chat qualcuno ha difficoltà. Vi chiedo a tutti di rispondere velocemente, così abbiamo tempo per poi andare avanti con l'incontro. Attualmente vedo che domanda per un contributo a una percentuale alta e anche presentare domanda per bonus economici e richiedere iscrizione a corsi. Sì, poi magari ci direte quali corsi fatti per i cittadini, saremmo curiosi di saperlo. Pagare. Lo teniamo aperto fino alle 11:15, sono le 11:13, avete 2 minuti, vi chiedo insomma di procedere. Non c'è nessun servizio in cui l'ente rilascia un certificato. Va bene, lo teniamo presente. Naturalmente. Assolutamente sì, Nicola. Ok. Corretto, corretto, corretto. Anche accesso agli atti, e della verità non mi sembra di averlo visto tra l'elenco, quindi potrebbe. Poi vedremo, magari alcuni hanno diciamo, una tipologia di processo simile, anche se con valori, diciamo, con informazioni diverse, quindi magari accorperemo e sceglieremo uno più rappresentativo. Vi ricordo a tutti che poi, il nostro obiettivo non è tanto vedere il front office, diamo per scontato questi sono servizi che voi erogate nell'ambito del PNRR, a noi interessa la gestione del back office, cioè capire quali sono le integrazioni e come gestire il processo anche dei documenti e degli atti all'interno, diciamo, nella parte dalla parte del Back. comune, insomma, dell'ente, esatto. Domande, accesso agli atti, quindi hanno. Allora, 74% hanno risposto, dall'altra parte l'88%, sono le 11:15, io direi di terminare il sondaggio, credo che sia rappresentativo, quello dice Michele. Chiudiamo? Cominciamo. Sì, Io allora, sono pronto. condivido i risultati, poi ehm, quindi voi avete una panoramica dei risultati, poi ne daremo riscontro la prossima volta, anche in base alle scelte che abbiamo fatto. Allora, io chiudo la mia condivisione e interrompo la condivisione dei risultati. Federica, se è tutto a posto, io direi di lasciare la parola a Michele. Prego, cominciamo. Condivido io quindi, Nicola. Sì, sì, vai, vai. Eccolo qua. Vedete? Sì. Sì. Ok. Presentazione dall'inizio, eccetera. Bene, buongiorno a tutti.
Nicola vi ha già sufficientemente tormentato, quindi tocca a me. Prima di iniziare la lezione di oggi erano rimaste in sospeso 3 domande della lezione precedente alle quali rispondo velocemente. Allora, la prima domanda era, si stava parlando della piattaforma nazionale dati. Collega chiede, tutti i back office dei comuni devono quindi agganciarsi come fruitore dei servizi esposti da altri enti su piattaforma nazionale dati, ma secondo lei i piccoli comuni e quelli medi non hanno nemmeno un tecnico informatico e sono in grado di farlo? No, attenzione, cerchiamo di capire bene. Il vostro fornitore creerà le API, cioè i connettori fra la base dati, le basi dati di piattaforma nazionale dati e voi, perché la piattaforma nazionale dati si basa su invio di dati, penso ad esempio verso la base SIUS di INPS, ma anche la possibilità di portarsi a casa dati da SIUS di INPS, quindi ad esempio l'ISEE. Qui non serve un tecnico informatico, la parte informatica la deve fare il fornitore. Quello che devono imparare a fare i responsabili dei settori nei comuni è imparare ad utilizzare la piattaforma nazionale dati, quindi come entrare in piattaforma nazionale dati e come operare verso le diverse banche dati, ma spesso soprattutto per fruire, perché l'invio è quasi sempre automatico. Penso soprattutto ad NPR, che sarà forse la banca dati più interessante. Quindi non servono competenze informatiche, serve poi capire come funziona il carico-scarico di dati. Seconda domanda. Per quanto concerne l'argomento send, l'ente deve firmare digitalmente il documento PDF per poterlo notificare al cittadino? Assolutamente sì, questo lo confermo, perché come vedremo anche in queste 2 prossime lezioni, il documento PDF-A è documento digitale informatico, quindi è ciò che ha valore giuridico, è ciò che ha valore, diciamo così, probatorio. Quindi la domanda era, ci saranno soluzioni software nazionali oltre a quelle citate che permette al responsabile di firmare il documento? Lo auspico, ma oggi non sono in grado di dire sì o no. Una cosa che auspico anch'io, ma francamente non saprei come farlo. L'ultima vicenda era l'utilizzo degli IBAN in presenza di Pago PA. Il vostro collega mi chiede, con la vicenda IBAN c'è la situazione assurda che se un cittadino ci chiede l'IBAN non possiamo negarglielo, e cita correttamente le linee guida Agid su PagoPA, che sono quelle che vietano all'ente di pubblicare da nessuna parte l'IBAN, però dice, attenzione perché qui è la chiave, dice testualmente le linee guida, resta però fermo che laddove un utente, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra PagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall'ente creditore quale singola eccezione. Quindi non è che se il cittadino ti chiede l'IBAN glielo devi dare. Qualche cittadino ha l'IBAN e lo utilizza, è chiaro che va ugualmente gestito. Sottolineo però che perché ciò che manca nella nostra riflessione è che a far data, se non mi ricordo male, 31 marzo 2021, i PSP, cioè i prestatori di servizio di pagamento, quindi banche, poste, eccetera, eccetera, no, le banche, perché IBAN e banche, le poste non c'entra niente, non possono accettare pagamenti via IBAN nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Quindi l'onere sarebbe dei PSP, cioè sono i PSP che devono rifiutare quel servizio di pagamento. Ovviamente questo non avviene, però voi potreste rivalervi alla fine sul prestatore di servizio di pagamento che accetta l'IBAN nel caso di pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ciò detto, veniamo alle più che lezioni, 2 lezioni, perché nel corso di questa e della prossima lezione vorrei, utilizzando come base normativa le linee guida Agid su formazione, gestione e conservazione del documento informatico, ripercorrere con voi le diverse fasi di vita, quindi dalla nascita alla conservazione, che non è la morte chiaramente, di un documento informatico, poi meglio di un documento amministrativo informatico. Queste 2 lezioni ci servono poi per
vedere le basi giuridiche in base alle quali poi nel tracciare i diversi procedimenti evidenzieremo ciò che va bene e ciò che invece assolutamente non dovete fare. Quello che normalmente quando faccio diagrammi di flusso contraddistinguo in rosso, famosa penna rossa e blu, in rosso. Ciò che indichiamo in rosso è ciò che non si può fare nella gestione documentale. Perché? Perché da un punto di vista normativo quei comportamenti, quegli atti non vanno assolutamente bene, violano la norma. E quindi queste due lezioni ci servono a condividere, diciamo così, dalle fasi iniziali fino alla conservazione, ciò che si può fare e ciò che invece assolutamente non si può fare. Ci metteremo un paio di lezioni ad analizzare questo. Parto da un primo punto, il valore legale del CAD, ma soprattutto delle linee guida, nel senso che spesso quando faccio queste attività da un punto di vista consulenziale nei comuni mi viene chiesto, sì, ma io se faccio una cartellina cartacea, che è uno degli errori più grandi che si fanno, cosa rischio? Cioè c'è in mente l'idea del rischio, come se ci fosse una qualche sanzione economica. Quindi partiamo dalla prima parte per vedere il valore legale delle linee guida Agid soprattutto, ma in una qualche maniera anche il valore del codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 82-2005. Quindi, primissima osservazione. Il codice dell'amministrazione digitale in giurisprudenza ha un valore erga omnes, quindi non è la legge degli informatici, come spesso mi dice qualcuno, sì, il CAD è una roba che fa il CED, no? CED non fa ciò che è previsto dal CAD. CED fa un certo tipo di attività. Il codice dell'amministrazione digitale, nelle sue diverse prescrizioni, permea l'intera amministrazione e spesso è quello che detta norme e indirizzi anche ad altri atti amministrativi. Codice degli appalti, le piattaforme digitali su cui ormai si fanno le attività di negoziazione, nella loro costruzione rispondono agli indirizzi del codice dell'amministrazione digitale. Quindi è il CAD che detta alcuni indirizzi di massima. Ha appunto un valore erga omnes. Non è la legge per gli informatici, neanche l'informatica. Le piattaforme che utilizziamo sono figlie di processi organizzativi, non sono l'informatica, servono per realizzare le norme, gli indirizzi previsti dal codice dell'amministrazione digitale. Terzo punto, il CAD ha un valore procedimentale, per questo è di tutti. Il CAD detta le modalità con le quali voi dovete, questo vedremo peraltro nelle prossime lezioni, è ciò che dà un valore ai vostri procedimenti. Quindi come si organizza un'amministrazione, come si organizza un procedimento, bisogna tener conto delle prescrizioni del CAD. Quando si dice che, come vedremo poi, i documenti delle pubbliche amministrazioni, gli originali dei documenti delle pubbliche amministrazioni sono solo digitali, abbiamo dettato la base per un procedimento. Non sono cartacei, possono essere solo digitali. Quindi da un punto di vista procedimentale il CAD ha influito direttamente sui vostri procedimenti. Le linee guida Agid emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD hanno esse stesse un valore erga omnes. Il CAD detta principi, il CAD indica diritti, è diritto di un cittadino avere un domicilio digitale. I procedimenti delle pubbliche amministrazioni si fanno esclusivamente in fascicoli digitali, eccetera. Ma come tali indicazioni di principio valoriali si traducono poi in pratica, questo avviene attraverso linee guida. Le linee guida Agid emanate ai sensi dell'articolo
71 del codice dell'amministrazione digitale, quindi le linee guida devono essere emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD, hanno esse stesse un valore erga omnes. Traducono in pratica le indicazioni di valore indicate dal codice dell'amministrazione digitale. Questo è avvenuto perché altrimenti ogni minuto cambiamento tecnologico o di qualsiasi iniziativa avrebbe dovuto essere frutto di cambiamento legislativo, andare in Parlamento. Questo voleva dire non applicare mai il CAD. Pensate se il Parlamento avesse dovuto emanare le linee guida sull'utilizzo di pago PA. Era assolutamente impossibile. Questo non entra nel processo legislativo. Il processo legislativo è quello che pare sia l'articolo 5 bis, indica le modalità di pagamento. Ma come poi questo si traduce in pratica avviene attraverso le linee guida. Quindi, come spesso ripeto, quando voi trovate linee guida, non sono, come qualcuno dice, ma sono sì delle circolari ministeriali, se ho tempo le leggo oppure no. No, cioè non funziona così. Sì, se voglio le applico, no? Non è questo. Quando escono linee guida agili, esse vanno applicate, perché esse hanno un valore erga omnes. In questo caso noi stiamo parlando di queste linee guida. Linee guida agid su formazione, gestione e conservazione del documento informatico. La loro data di pubblicazione è 10 febbraio del 2020, la loro piena applicazione era 1 gennaio del 2022. Quindi oggi ciò che voi dovete, con il mio aiuto, su cui dovete riflettere, sì, ma io dal 1 gennaio del 2022 ad oggi mi sono uniformato nella gestione del flusso documentale a quanto previsto dalle linee guida. Guardate, per esperienza, se io chiedo nei diversi comuni se hanno, non solo all'RTD, sia chiaro, se hanno, o all'RTD o responsabile gestione documentale, se io gli chiedo ma avete letto le linee guida Agid, sono conosciute le linee guida Agid? No, assolutamente. Quindi già un punto che vi pongo è la necessità di conoscere bene i contenuti delle linee guida Agid. Tenete conto che peraltro le linee guida Agid, cosa anche questo poco, queste linee guida Agid, cosa poco conosciuta, hanno abolito 3 procedimenti legislativi, tanto per dirvi il valore erga omnes delle linee guida. 3 procedimenti, 3 DPCM precedenti a loro famoso DPCM del novembre del 2014, che era quello che dava le prime indicazioni in materia di trattamento digitale informatico, le linee guida, queste, lo aboliscono e si sostituiscono. Poi hanno abolito il DPCM del dicembre totalmente, del dicembre 2013 in materia di conservazione di documenti informatici, quindi anche qua l'unica fonte normativa in materia di, oltre al TUDA, cioè il testo unico sul documento amministrativo, cioè la 445, l'unico atto che indica come correttamente affrontare il tema della conservazione, oltre al CAD, sono queste linee guida. Apro e chiudo parentesi, ma lo vedremo magari meglio prossima volta. Nei contratti di conservazione che voi avete redatto con i diversi soggetti che sono conservatori accreditati, ancora trovo come riferimento normativo il DPCM del dicembre 2013. Assolutamente no, quello è stato abrogato dalle linee guida. Inoltre, queste linee guida hanno abrogato parzialmente l'altro DPCM del 2013 in materia di protocollazione. Quindi anche là, quando poi si improntano le attività in materia di protocollo, bisogna tener conto che l'unico atto legislativo che oggi ha un valore forte sono le linee guida. Queste cose sono state confermate, e qui finisco la parte, diciamo così, di valore, poi entro nel merito, sono state confermate dal Consiglio di Stato. Questo, attenzione, ve la leggo perché spesso quando si dice cosa rischio, ecco, qui c'è il rischio vero. Il Consiglio di Stato, nell'ambito del parere reso sullo schema di decreto
legislativo, del correttivo CAD, eccetera, eccetera, dice che le linee guida adottate da Agid ai sensi dell'articolo 71 CAD hanno carattere vincolante, quindi quando escono bisogna farlo, e assumono valenza erga omnes. Quindi prima vi abbiamo parlato di linee guida su pago PA. Quando quelle linee guida su pago PA dicono che l'IBAN va tolto dappertutto, ha carattere vincolante, vanno tolte dappertutto, appunto. Ne deriva che nella gerarchia delle fonti anche le presenti linee guida sono inquadrate come un atto di regolamentazione, procedimento, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute. Vuol dire che documenti o atti prodotti in materia difforme da quanto previsto dalle linee guida possono essere impugnati di fronte al giudice amministrativo. Questo è semmai l'area di rischio per un comune o per una pubblica amministrazione. Atti prodotti in modalità difforme possono essere impugnati di fronte al giudice amministrativo, non tanto nel merito, ma per come è stata fatta la gestione documentale, ad esempio la produzione di un documento, il famoso PDF, l'atto che è stato stampato e firmato olograficamente, è impugnabile in qualsiasi istante, perché le linee guida e il CAD prima prevedono una roba totalmente diversa che vedremo. Quindi quando mi dicono area di rischio è questa, cioè attenzione, i vostri atti possono essere impugnati di fronte al giudice amministrativo perché difformi. Pensate, atti tributari, essere impugnati per questo motivo di fronte a un giudice amministrativo ed essere abolito, voi capite che è un problema per voi. Ok? Nelle ipotesi in cui la violazione sia stata posta in essere da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,2 del CAD, cioè voi, le pubbliche amministrazioni, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico ai sensi dell'articolo 17 del CAD, per cui se voi mi avete notificato un atto non corretto dal punto di vista delle linee guida, nel caso io non abbia risposta, posso chiedere al difensore civico per il digitale di pronunciarsi in materia. Quindi quando mi si dice dov'è l'area di rischio, beh, questa è l'area di rischio, non è l'area di rischio ti do una contravvenzione, una sanzione e così via. L'area di rischio è ti invalido un intero procedimento e capite che in alcuni casi è, diciamo così, cosa abbastanza pericolosa per voi. No, non mi fermo perché bevo acqua, scusatemi. Ciò detto, cominciamo a entrare un po' nel merito. Qui in alto a sinistra, vedete, faccio un'affermazione forte. Applicare le linee guida è un atto prima di tutto organizzativo, perché in alcuni casi una corretta applicazione delle linee guida necessita di una riorganizzazione da parte vostra, perché spesso le organizzazioni delle pubbliche amministrazioni sono tutto sommato ancora molto cartacee, organizzazione ancora carta, il digitale è stato appiccicato sopra, non ne sono state tratte tutte le conseguenze organizzative, e ovviamente di reingegnerizzazione, perché il documento informatico, pensate solo, documenti informatici che oggi arrivano con SPID e CIE, necessitano, lato protocollo, una reingegnerizzazione del procedimento, perché deve essere assunto al protocollo in modalità automatica, quindi il protocollatore non vede più l'atto, ma deve esserci inserito automaticamente un titolo, una classe, perché senza titolo e classe mancano metadati di protocollazione, e magari automaticamente va mandato all'ufficio competente. Questo implica una reingegnerizzazione, perché l'atto, protocollo, scansione, invio all'ufficio cambia totalmente la modalità non di semplice smistamento documentale, ma di come si affronta la prima parte del ciclo di vita di un documento informatico. Qui ciò che io vi porterò a fare è un'analisi da un punto di vista normativo e quindi di cosa voi dovete fare delle 4 fasi principali di vita di un documento informatico.
La prima è la formazione del documento informatico. Attenzione, le linee guida Agid non si applicano solo a voi, si applicano a tutti. Quindi un documento che vi viene inviato da un libero professionista iscritto ad un albo, voi potete accettarlo e da questo, dall'inizio, scusate, dall'inizio al procedimento solo se quel documento informatico è stato redatto seguendo quanto previsto dal CAD e dalle linee guida Agid, altrimenti va respinto. Esempio classico, semplicissimo. Pessima abitudine dei signori avvocati, quindi soggetto iscritto ad un albo professionale e quindi nelle comunicazioni soggetto all'articolo 6 bis del CAD e alle linee guida, ha spesso la pessima abitudine di scrivere il testo della richiesta e dell'istanza sul corpo della PEC. Questo ovviamente implica la non accettazione da parte vostra di quella PEC, perché l'atto deve essere sottoscritto e deve essere sottoscritto digitalmente e deve essere allegato alla PEC. La PEC è una busta, la PEC non è il luogo dove scrivi l'istanza. Quindi in quel caso avete la motivazione per respingere interamente quell'atto. Il cittadino durante il lockdown ha imparato a corrispondere con voi digitalmente, ma non essendoci ancora disponibile in larga parte SPID e CIE, ha deciso di inviare l'istanza utilizzando una mail. Ovviamente il corpo dell'istanza non può essere scritto sulla mail per i motivi che vi ho detto prima, anche perché va sottoscritto. Quel cittadino quindi pecca l'istanza o ha scaricato il modulo dal sito del comune, del vostro ente o è venuto nell'ente, lo ha scritto, lo sottoscrive correttamente, ma poi lo fotografa. E quindi, allegato alla mail, ha inviato un file in formato JPEG. Quell'istanza, soprattutto se deve avere un valore probatorio, va respinta, perché le linee guida ci dicono che il JPEG ha un valore rappresentativo e non probatorio. Quindi vuol dire che quell'istanza in giudizio non ha nessun valore. Quindi andrebbe respinto, uso questo condizionale perché non sono un talebano, andrebbe respinta quell'istanza perché non ha valore probatorio, essendo un JPEG non ha valore probatorio. Questo andrebbe perché dipende dal significato dell'istanza, perché se è una semplice domanda di partecipazione al Carnevale di Venezia, anche se è in JPEG, chi se ne frega. Ma se è un ricorso tributario, deve essere assolutamente un PDF, perché altrimenti in giudizio quell'istanza non è assolutamente esibibile. Articolo Nicola Daniele, articolo 38 di DPR 445 del 2000. Punto interrogativo. Non solo il 445 del 2000 il TUDA, cioè il testo unico sul documento amministrativo, che è l'altra fonte che spesso che dovremmo utilizzare. Non solo, poi vi spiegherò anche le altre fonti normative per le quali bisogna assolutamente fare così, anche se l'articolo 38 corretto va gestito. Quindi attenzione a come si forma. Nella formazione però ci siete anche voi, perché anche voi formate documenti informatici. Quindi, esempio, delibere determine assolutamente informatiche, non possono essere cartacee. Ordinanze assolutamente digitali, non possono essere cartacee. Risposte ai cittadini originali assolutamente digitali, non possono essere cartacee. Scansione. Il cittadino porta carta al protocollo, voi dovete scansionarlo, ma perché sia valida quella scansione deve avere alcune caratteristiche che vi dirò questa mattina. Quindi attenzione, anche voi formate documenti informatici perché siano validi. Quando uso valido, valore probatorio, esibibili in giudizio,
validi poi quando si mandano in conservazione digitale. Quindi anche voi in questa analisi verificheremo se la vostra produzione documentale è corretta. Non vale, dico già subito, così anticipo e facciamo esempi concreti, una risposta al cittadino Vianello che è stata un Word che è stato stampato, che è stato firmato olograficamente, che poi è stato scansionato e quella scansione c'è anche una firma digitale. L'atto che voi producete ha valore zero, zero, per i motivi normativi che vi spiegherò poi, ma ha valore zero. Quindi attenzione anche nella produzione e nella formazione degli atti, questi atti devono avere alcune caratteristiche normative ben precise, perché altrimenti voi o accettate documenti informatici non validi, e quindi iniziate il procedimento su un presupposto sbagliato, oppure voi stessi producete documenti informatici privi di valore. Secondo tema è il problema della gestione del procedimento e del documento informatico. Quindi, una volta che voi l'avete formato correttamente, quindi mi anticipo già, quando noi faremo l'analisi dei procedimenti, la prima cosa dove vi guiderò è quella di verificare il tema della formazione. Quindi tutta la prima parte nel nostro tracciare procedimenti sarà verificare come voi formate o se accettate alcuni documenti che non dovrebbero essere, diciamo così, accettati. Secondo punto, il tema della gestione. E qui abbiamo serissimi problemi. Devo dire, nella mia esperienza di formatore, divulgatore, eccetera, eccetera, qui nel tema della gestione c'è il tema più... tanto è vero che quando con la Regione Veneto abbiamo discusso, ho detto guardate, dobbiamo insistere molto su questo tema della gestione, perché il tema dove i comuni sono, qui sto molto sul tema dei comuni, mi scusino gli altri enti presenti, ma anche loro secondo me hanno problemi, e dove sono maggiormente in difficoltà. Spessissimo non si fascicola digitalmente. Larga parte di voi non fascicola digitalmente. La gestione di un procedimento di una pubblica amministrazione avviene, come poi vi farò vedere pochi articoli, poche norme, quindi fidatevi di quello che vi dico. Però alcuni articoli, alcune norme ve le farò vedere. L'articolo 41 del CAD dice che i procedimenti delle pubbliche amministrazioni sono gestiti in fascicoli digitali. E qui non ci siamo. Molte amministrazioni continuano ad avere una gestione ancora cartacea o qualche volta ibrida, ma ibrida non è concesso dalla norma. E a volte se l'input del cittadino è digitale, cosa si fa? Si stampa, perché poi si fa il fascicolo cartaceo. Quindi si fanno due attività inutili. La stampa, inutile, fascicolo cartaceo, inutile, non ha valore legale, non ha valore probatorio, perché l'originale è digitale, assolutamente. E quindi attenzione al tema della gestione. Dedicheremo soprattutto la prossima lezione al tema della fascicolazione digitale, che è il tema dove vedo tanta difficoltà. E spesso c'è una confusione infinita fra il fascicolo digitale e la cartella di rete. Ma io salvo tutto in cartella di rete e tu commetti un errore grande come il mondo. Perché la cartella di rete non è il fascicolo digitale, non ne ha le caratteristiche, a partire dai metadati. Non è accessibile al cittadino, ad esempio. Ma soprattutto la cartella di rete non si fa perché ha seri problemi di sicurezza, non garantisce la privacy, ha una gestione documentale molto privatistica. Ogni settore ha le sue cartelle di rete. Benissimo, ma le regole di ingaggio chi le decide? Cosa è accessibile e cosa non è accessibile? E soprattutto la documentazione che va nelle cartelle di rete poi non va in conservazione, perché va in conservazione solo ciò che transita per un fascicolo digitale creato nel gestionale documentale. Ciò che esce dal gestionale documentale va in conservazione. Quindi può essere che un ente abbia una produzione documentale che non va mai in conservazione, perché è conservata in cartelle di rete. Quindi non basta aver formato correttamente un documento informatico. Quel documento informatico va poi lavorato nel posto giusto. Scusate se la metto in termini semplificati. Quel posto giusto è il fascicolo digitale.
quindi bisogna imparare che la gestione è una gestione totalmente digitale. E questo è il punto dove, scusate se uso questo plurale, probabilmente alcuni di voi già lo fanno, sono bravi e così via, ma questo voi, quindi uso questo voi, è il punto dove fate più difficoltà, Sul tema della formazione, un po' alla volta stiamo cominciando ad avere un approccio corretto. Ci sono ancora problemi, ma tutto sommato si comincia a intravedere luce. Nella parte gestione lì ci sono problemi grossi, molto, molto, molto grossi. Soprattutto poi mancano ma lo vedremo meglio la prossima lezione, mancano le conoscenze materiali per aprire e gestire un fascicolo. E spesso i fornitori di software di gestione documentale in questo non vi aiutano, perché spesso trovo software di gestione documentale che non consentono una corretta gestione. Terzo punto, il termine della trasmissione. Quindi noi abbiamo formato, abbiamo gestito più o meno correttamente, c'è tutto il tema di come si trasmette. Come si trasmette verso cittadini, come si trasmette verso imprese e liberi professionisti, come ci si scambiano documenti fra pubbliche amministrazioni, ma questo tema della trasmissione ha ormai, diciamo, delle novità molto forti. Send è un sistema di trasmissione, quindi Send rientra, piattaforma nazionale dati, a tutti gli effetti, piattaforma nazionale notifiche, scusate, a tutti gli effetti nei nuovi modi di trasmissione. Quindi bisognerà un piccolo adeguamento dei manuali di gestione documentale, perché dobbiamo contemplare anche la modalità attraverso le quali noi utilizziamo Send per trasmettere ai cittadini atti da notificare. Ma questo tema della trasmissione non basta, perché attraverso piattaforma nazionale dati oggi è possibile uno scambio di documenti fra documenti protocollati fra pubbliche amministrazioni anche in regime di interoperabilità. Quindi non c'è più un veicolo chiamato PEC. Esiste uno scambio attraverso piattaforme interoperabili. Quindi anche qua il tema della trasmissione ha, diciamo così, un ulteriore step in avanti. Quello che io consiglio è che non appena la vostra amministrazione entra su Send e abilita l'API per la trasmissione in regime di interoperabilità fra pubbliche amministrazioni, si facciano delle piccole modifiche ai manuali di gestione documentale, perché vanno adeguati naturalmente. Qui si rompe un altro dei tabù, cioè l'idea che il manuale di gestione documentale è quella cosa tipo Bibbia che si fa una volta, c'è Noè che scende dal Monte Sinai e dice ecco la Bibbia. Tipo in realtà non è così, ma ci siamo intesi, questa è la Bibbia. No, attenzione, in base ai cambiamenti tecnologici, alla evoluzione delle piattaforme, erano le 10 tavole quelle di Noè, scusate la cazzata che ho detto, vanno fatte delle modifiche, quindi il manuale di gestione documentale va costantemente aggiornato. Quindi il responsabile gestione documentale deve costantemente tenere sotto controllo cosa sta succedendo. Deve parlarsi con l'RTD. Send non è un problema dell'RTD. Piattaforma nazionale dati non è un problema dell'RTD. Dal punto di vista documentale è un problema dell'RTD e anche del responsabile gestione documentale. Quindi è un lavoro sempre di più trasversale. Conservazione, fase finale. Il tema della conservazione è un tema che è stato spesso delegato ai conservatori. Ma sì, quando chiedo, ma chi di voi si occupa di conservazione? Ma sai, se ne occupa Infocert. No, Infocert è, cito Infocert, Maggioli, quelle che conoscete anche tutti voi. Loro sono conservatori accreditati, sono quelli ai quali voi conferite basi dati, fascicoli, repertori e così via. Ma la responsabilità della conservazione è vostra. La norma consente di trasferire a un terzo questa attività, ma non di appaltargli la funzione. Cioè, voi dovete presidiare la conservazione.
È vero che alcune attività di conservazione avvengono in automatico, conferimento giornaliero al conservatore dei registri di protocollo. Quasi dappertutto avviene automaticamente. Ma se si comincia a fascicolare digitalmente, il conferimento alla conservazione di un fascicolo o aggregazione documentale implica un lavoro a monte dentro l'ente. I documenti contenuti in quel fascicolo vanno tutti obbligatoriamente in conservazione oppure no? O possiamo cancellarne alcuni? Il fascicolo di un'opera pubblica che notoriamente resta sempre aperto va ugualmente in conservazione. Certo deve andare in conservazione, ma va in conservazione aperto. Quando l'abbiamo mandato in conservazione l'ultima volta? 2 anni fa? No, non va bene. Deve andare in conservazione anche se aperto almeno una volta all'anno, dicono le linee guida. Quindi l'attività di conservazione, a partire dal manuale di conservazione, che è altra cosa rispetto al manuale di gestione documentale, ed è altra cosa rispetto al contratto di conservazione, che è quello che voi avete fatto con InfoCert, con Maggioli e così via. Sono robe totalmente diverse. Il manuale di conservazione lo fate voi e stipulate un contratto con un conservatore accreditato. In alcune amministrazioni credono che il contratto sia il manuale di conservazione. No, il manuale di conservazione è come voi organizzate la conservazione, anche sulla base di come avete fatto il manuale di gestione. Poi trasferite per conservare a un qualcuno che ha Fort Knox, il caveau, dove c'è dentro tutto ciò che attiene voi da un punto di vista digitale. Fin qua ci siamo, è chiaro? E intanto bevo acqua. Se tutto ciò è chiaro, cominciamo a entrare un po' di più nel merito. Vi cito adesso 4, vediamo in domande e risposte, poi c'era già un altro collega in chat, chiaro sì, ottimo, grazie. Vi cito adesso qualche raro articolo di norma che alleggerà sempre su di noi, così poi non ve lo dico più e in tutta la chiacchierata che facciamo ormai vi è chiara la base normativa. Primo articolo che dovrebbe essere appeso tipo grande quadro in ogni ufficio delle vostre amministrazioni è l'articolo 40 del codice dell'amministrazione digitale. L'articolo 40 è formazione di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, secondo le disposizioni di cui è il presente codice e le regole tecniche di quell'articolo 71, cioè le linee guida. Quindi tutti i vostri documenti originali sono informatici, non possono essere cartacei. Fatemi una cortesia, evitate di stampare i file digitali. Quelli sono l'originale, sono quelli che hanno valore, sono quelli che hanno valore probatorio, sono quelli che vanno in conservazione. La carta non può essere mai un originale di una pubblica amministrazione. Ovviamente l'originale digitale va fatto seguendo le regole tecniche dell'articolo 71, delle linee guida di cui è l'articolo 71, e queste le vedremo. Quindi l'articolo 40 vale il documento informatico, ma per avere valore scatta l'articolo 20. L'articolo 20 è quello che parla di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici. Quindi a quali condizioni il documento informatico che voi avete fatto ha un'efficacia probatoria. Ha efficacia probatoria come definita dall'articolo 2702 del Codice Civile, e qui vi ho riportato qui in alto, poi le slide ve le faccio avere, qual è l'articolo 2702 del Codice Civile, quando vi è posta una firma digitale. Altro tipo di firma elettronica qualificata, una firma elettronica avanzata. Quindi quel documento digitale che voi avete fatto, ma non solo voi,
l'avvocato, il libero professionista, il cittadino ha fatto, perché le linee guida si applicano anche loro, ha valore solo se vi è posta una firma digitale. Quindi non basta aver fatto bene il documento informatico, lui è valido se viene firmato digitalmente. Quindi quando voi mandate una risposta ad un qualsiasi soggetto che ha utilizzato una PEC, una mail e così via, voi gli dovete mandare in allegato un PDF, meglio un PDF A, cioè accessibile, firmato digitalmente. Inoltre chiarisce un altro punto questo articolo, dice o è formato previa identificazione informatica del suo autore attraverso un processo avente i requisiti fissati da Agid, eccetera. È SPID, è CE, quando io ho formato una istanza utilizzando un'identificazione con SPID o CE. E quindi hanno valore del motivo per cui l'istanza che vi è stata inviata con SPID non reca assolutamente alcuna firma. Articolo 40, l'originale digitale, articolo 20 è valido se firmato digitalmente, ma l'articolo 41 ci dice qualcos'altro e ci dice procedimento e fascicolo informatico, e questo è il mio must ed è dove io perseguito costantemente tutte le amministrazioni. E ci dice che la pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati. Quindi il procedimento non può essere raccolto, ergo svolto in una cartellina cartacea, né in una cartella di rete. Va raccolto in un fascicolo informatico. Poi il comma, non mi ricordo se precedente o successivo dell'articolo 41, dice anche che caratteristiche deve avere il fascicolo, ma questo lo vedremo. E qui perché è importante avere fascicolo digitale? Perché l'articolo 41 ci aggiunge un altro punto e ci dice: all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della 241, mi auguro che tutti voi, quando fate un procedimento rivolto ai cittadini, inviate la comunicazione di avvio del procedimento. Ma nessuno di voi, lo dico con presunzione, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 9241. E sono i diritti, accoppiati peraltro all'articolo 3 del CAD, di partecipazione al procedimento. Nessuno di voi lo fa perché? Perché non avete un luogo web, sito, da cui il cittadino accede a fascicoli del procedimento, quindi gestionale, del procedimento che li riguarda. Quindi anche per questo è assolutamente urgente che si proceda ad una fascicolazione digitale organizzata, massiva, intensiva, e che in tutti i procedimenti ai sensi 241 vada, soprattutto ai comuni, nuovi siti istituzionali, l'area personale, e l'area personale il luogo dove il cittadino esercita il diritto di partecipazione al procedimento. Quella è l'area dove lo fai. Però a monte implica che si fascicola digitalmente. Se non si fascicola digitalmente, il cittadino non può accedere al fascicolo cartaceo. Ed è un suo diritto, come vedete, perché è un diritto sancito dalla 241 e poi, come vedrete, dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale. Quindi altra norma, 40, 20, 41, della quale tenere assolutamente conto. Infine, il 23 ter al comma 1, documenti amministrativi informatici, gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, quindi non solo ciò che voi formate, ma anche ciò che è detenuto dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale, da cui è possibile effettuare su diversi o identici tipi di supporto duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Quindi è l'originale digitale
ciò che voi producete, che va conservato, che va reso accessibile anche eventualmente per poterlo duplicare. Luca Dainese, cosa deve essere memorizzato sui sistemi del comune back office per dimostrare a terzi che quella istanza è stata effettivamente presentata con lo SPID da Mario Rossi. Con lo SPID purtroppo non abbiamo un documento firmato digitalmente nativamente da esibire. Nei metadati contenuti nella istanza che voi ricevete via SPID sono contenuti le modalità attraverso le quali Michele Vianello è stato autenticato dal service provider, perché l'autenticazione la fa il service provider. Scusate, l'identity provider, service provider siete voi. Quindi nell'atto che voi ricevete via service provider, via identity provider, a voi che siete service, nei suoi metadati devono essere contenute le caratteristiche per le quali era proprio Michele Vianello, perché altrimenti non sarebbe stato possibile che io vi inviassi l'istanza. Io accedo al vostro sito identificandomi con SPID oppure con CIE. Compilo quell'atto in quanto Michele Vianello identificato con SPID o con CIE, invio il sistema quell'atto al vostro protocollo da Michele Vianello identificato con SPID o con CIE. Voi ricevete un atto che poi potete virare in PDF, ma non lo ricevete originariamente in PDF, nei cui metadati ci sono tutti gli identificativi di Michele Vianello. Così funziona, ok? Poi vediamo, c'è qualcun altro. Ah no, ok, c'era già in domande e risposte. Queste, quindi back office dei comuni, in primis il protocollo informatico, devono gestire questi metadati, devono avere queste funzionalità. Assolutamente sì, Luca, assolutamente sì. Questo lo dovete chiedere ai fornitori, ok? Come si forma il documento informatico? Queste sono le linee guida di Agid. Le linee guida di Agid ci dice come deve essere fatto il documento amministrativo informatico. Siamo usciti dal cittadino, ok? Siamo voi. Qui c'è già una risposta anche a alcune cose di Luca. Siamo voi, perché voi gestite documenti amministrativi informatici. Cosa dicono le linee guida Agid? Dice, la pubblica amministrazione forma gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione documentale. E fin qua ci siamo, perché nel vostro manuale di gestione documentale, quando voi indicate i vostri procedimenti, avete indicato anche quali sono gli strumenti informatici che voi utilizzate. E questi sono quelli che producete voi. Oppure acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5 bis, 40 bis e 65 del CAD. Quindi acquisendo ciò che vi arriva da cittadini, imprese, liberi professionisti, altre pubbliche amministrazioni in modalità che possono essere diverse. Può avvenire con SPID e CIE, può avvenire come allegato ad una PEC, può avvenire utilizzando INIPEC, può avvenire utilizzando INAT, può essere una fattura elettronica. Poi vi farò vedere l'articolo 65 del CAD cosa prevede. Ma quindi voi avete un flusso di documenti amministrativi informatici che sono fatti dal cittadino e validati, quindi devono essere fatti come vi ho detto prima, oppure formati direttamente da voi attraverso gli strumenti informatici riportati dal documento. Le istanze e i documenti amministrativi, al di là che tutti i documenti amministrativi informatici devono essere accessibili rispondendo a quanto previsto dal CAD, ma poi devono contenere, offrire meglio alcuni metadati.
Se voi volete verificare quali sono i metadati previsti obbligatoriamente dalle linee guida, quindi compresi, Luca, quelli del protocollo, dovete andare a vedere l'allegato 5 alle linee guida. L'allegato 5 alle linee guida è quello che contiene i metadati obbligatori. Io poi nelle slide, non vi do oggi le slide, vi do insieme la prossima volta le slide di oggi e le slide della prossima volta, perché hanno continuità, quindi è inutile che ve le dia a pezzi, ve le do tutte intere la prossima volta. Qui nelle slide ho riportato i metadati del fascicolo digitale per far capire come una cartella di rete non possa essere assimilata a un fascicolo digitale. La cartella di rete non ha i metadati previsti. Ad esempio, non indica il RUP di quel procedimento. Un fascicolo deve contenere il RUP di l'indicazione di che è il RUP di quel procedimento. Il RUP di quel procedimento è un metadato obbligatorio. Ovvio che la cartella di rete non ce l'ha, tanto solo per fare un esempio. Ciò detto, quali sono le figure chiave che deve avere obbligatoriamente una pubblica amministrazione per gestire questo processo? Perché quello che vi sto indicando è un processo abbastanza complesso, di profondo cambiamento procedimentale, dicevamo, di profondo cambiamento rispetto a quanto voi fate. Quindi cosa deve avere obbligatoriamente una pubblica amministrazione? Atto primo, il responsabile per la gestione documentale. Soggetto nominato direttamente dalla giunta, quindi basta un atto di giunta, ai sensi dell'articolo 61 della 445. Le pubbliche amministrazioni obbligatoriamente devono avere il responsabile gestione documentale, ma devono avere anche il responsabile della conservazione. Vi ricordate che prima vi ho parlato delle magagne e della delega che spesso viene fatta al fornitore o al conservatore, no? Cioè deve esserci un responsabile della conservazione. Voi mi dite, ma io sono un comune di 4 dipendenti, non è che posso avere insieme l'RTD, la gestione documentale, la conservazione e così via. Può essere anche un'unica figura. Non sta scritto da nessuna parte che siano figure separate. Possono essere anche un'unica figura. Se voi, ad esempio, fate gestioni consortili dell'RTD, potete anche pensare ad una gestione consortile del responsabile della gestione documentale e del responsabile della conservazione. Difatti, chi vi parla lavora molto ed è un sostenitore della creazione di unioni territoriali, di gestioni consortili, perché altrimenti non ce la fate, cioè troppe figure, anche perché, come vi ho chiesto, queste figure devono fare un salto di qualità anche culturale, perché è cambiato tutto. Spesso era una visione molto burocratica, da conservazione archivistica tradizionale, senza offesa, sia chiaro, per chi fa archivismo puro, sia chiaro, non voglio assolutamente. Oggi siamo di fronte a processi prima di tutto organizzativi. Intervenire sul documentale implica, come ho già cominciato a dimostrarvi, lavorare su processi organizzativi abbastanza importanti. Ovviamente l'RTD, la terza figura è l'RTD, ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, perché è l'RTD che deve garantire che il software di gestione documentale giri davvero. Responsabile gestione documentale verifica, ma se poi non funziona è il responsabile per la transizione al digitale, che litiga con i fornitori, litiga è una parola grande, oddio, che litiga con i fornitori, è il responsabile per la transizione al digitale, quello che presiede alla piena applicazione dell'articolo dell'allegato 5 e dell'allegato 6 alle linee guida Agid, perché deve verificare che i gestionali davvero esprimano quei metadati e allegato 6 davvero il sigillo di protocollo sia a posto. Quindi l'RTD è quello che deve garantirci che la macchina funziona. Può cortesemente fare un esempio concreto delle 4 modalità di formazione del documento informatico, di cui al punto
2.11 delle linee guida Agid. Grazie. Allora, se hai pazienza, poi vi faccio vedere, ti rispondo fra 5 minuti, perché quando vi faccio vedere l'articolo 65, concretamente vi spiego tutte le 4, ma anche di più modalità. Quindi se hai pazienza, 10 minuti, Felice. Abbi pazienza 10 minuti e ci arriviamo, ti spiego bene le modalità concrete. Infine, il responsabile della protezione dati, perché il nostro sistema di gestione documentale deve essere totalmente concepito per tutelare i dati che ci vengono conferiti, perché in realtà noi possediamo una marea e mezzo di dati sensibili. Pensate banalmente, quando protocolli una qualsiasi richiesta che riguarda un contributo oppure il sociale, sono disoccupato cronico e provo a chiedere al comune se mi dà un contributo per pagare le bollette della luce. È evidente che tu stai conferendo al comune dei dati delicatissimi. Il protocollatore li vede, ma poi come li trasferisce all'ufficio, come li condivide. Quindi abbiamo bisogno che nelle nostre prassi, anche di condivisione dei documenti, dei file, delle conoscenze, ci sia il parere del DPO. Ogni pubblica amministrazione ha il suo DPO. Quindi il manuale di gestione documentale, che vedremo fra un secondo, deve essere redatto insieme da responsabile gestione documentale, da responsabile della conservazione, dall'RTD, e poi deve esserci il parere del DPO su tutta la parte che attiene la protezione dei dati. Quindi anche qua, rispetto al passato dove il manuale di gestione documentale era, atto primo, manuale di gestione documentale, era, fra virgolette, di competenza del responsabile gestione documentale, che quasi sempre era il vice segretario. Oggi è un lavoro che va fatto di concerto, perché ci sono componenti diverse, componenti normative, componenti di gestione informatica, componenti di protezione della privacy. Qui è come i contenuti del manuale di gestione documentale sono tutti indicati al punto 3.5 del manuale di gestione documentale. Quindi, nel caso voi abbiate fatto il manuale di gestione documentale in periodo antecedente al settembre del 2020, quindi pubblicazione delle linee guida Agid, consiglio vivamente di rivederlo. A volte mi succede che mi dicono: sì, ma io ho il manuale di gestione documentale, ma l'abbiamo fatto nel 2015. Non voglio essere cattivo, buttatelo via, perché ha una visione della gestione documentale quasi sempre analogica, improntata sulla carta. Oggi, come avete capito, non è più così. La gestione della carta nella gestione documentale ormai è una parte residuale. È un po' di posta cartacea che vi viene mandato e qualche cittadino che presenta ancora istanze analogiche allo sportello, ma ormai la stragrande maggioranza del flusso è digitale. Quindi il manuale di gestione documentale è un manuale prima di tutto improntato all'epoca digitale e va fatto di concerto da quei 4 soggetti. Qui non vi sto a leggere, poi vi do le slide, tanto cosa dice le linee guida, però ci dice che descrive il vostro sistema, eccetera, eccetera. Attenzione, c'è obbligo. Trovato soprattutto comuni di piccole dimensioni che non ce l'hanno. O se ce l'hanno, forse in amministrazione trasparente non lo sappiamo. Ecco, state attenti, perché la pubblica amministrazione è tenuta a redigere, adottare con provvedimento formale. Provvedimento formale, il manuale di gestione documentale si approva con un atto di giunta, quindi basta un atto di giunta, e pubblicare sul proprio sito istituzionale il manuale di gestione documentale, perché il manuale di gestione documentale non è rivolto solo a voi, è anche la chiave per il cittadino per poter accedere. Infatti vedete che la pubblica amministrazione, la pubblicazione è realizzata in una parte chiaramente identificabile dell'area
amministrazione trasparente prevista dall'articolo 9 della 33. Quindi attenzione che come voi fate il manuale e come poi lo rendete chiaro attiene strettamente alla 33. Quindi attenzione, questi sono obblighi e capisco che alcuni sono piccoli e non ce la fanno, però il manuale bisogna fare uno sforzo e si deve fare. D'altronde esistono servizi anche esterni, io ad esempio lo faccio, di aiuto e di supporto nella redazione di un corretto manuale di gestione documentale. Qui vi ho messo per comodità alcune azioni che vi consiglio di fare conseguenti a quanto vi ho detto fino ad ora. Quindi verificare che il manuale di gestione documentale e il manuale di conservazione e gli allegati, perché il manuale ha una serie di allegati, ad esempio allegato al manuale di gestione documentale vanno messe anche le misure minime di sicurezza informatica che servono a tutela dei dati personali contenuti all'interno del vostro sistema di gestione. Ovviamente le misure minime di sicurezza le fa l'RTD, ma devono essere poi validate dal DPO. Quindi devono essere conformi alle linee guida. Chi sono le responsabili? Ve li ho già detti. Quando va fatto subito, perché qui ormai il tempo sta stringendo, non si può non avere più un manuale di gestione documentale aggiornato e ovviamente se i manuali invece non risultassero aggiornati, stesura da parte delle figure summenzionate e approvazione da parte della Giunta del manuale di gestione documentale e del manuale di conservazione. Vi consiglio questa attività di farla subito, nel caso voi non abbiate un manuale aggiornato. Se avete un manuale aggiornato, vi consiglio gli unici aggiornamenti di farli non appena voi avrete attivato Send e accesso alle banche dati attraverso piattaforma nazionale dati, perché nei manuali non ci sono queste. Io stesso nei manuali che redigo questo pezzo ancora non c'è. Perché? Perché non siamo ancora al momento in cui però nell'arco delle prossime settimane su Send bene o male ci siete tutti. Spettatore anonimo, se la stragrande maggioranza degli utenti non comune non ha lo smartphone, c'è il problema degli atti misti, ad esempio firma dell'utente analogica e scelta di come far firmare il dirigente. Allora, l'unico caso di firma analogica da parte il cittadino ha due casi di firma analogica. Firma analogica ad una istanza portata in comune, perché il cittadino ha il diritto ad avanzare istanze in formato cartaceo, ma poiché l'amministrazione ha l'obbligo, per gli articoli che vi ho fatto vedere prima, di svolgere il procedimento in modalità digitale, si scansiona. Ecco il tema della scansione. Si scansiona. A quel punto il procedimento avviene in modalità interamente digitale. Ma, mi dice lo spettatore anonimo, quel documento originale digitale, che è un PDF firmato digitalmente, com'è che lo diamo al cittadino che ci ha portato carta? Si stampa l'originale digitale, PDF-A firmato digitalmente, e si genera, e questo va scritto, una copia analogica di originale digitale ai sensi del decreto legislativo 82-2005. O si sostituisce, vedi il caso dei documenti pescati da NPR, con un QR code che consente di andare poi a vedere, non c'è più quindi la scritta, c'è un QR code che consente di andare a vedere l'originale digitale. Quindi il primo caso l'abbiamo risolto. Il secondo caso è la firma di un contratto. Pensate ai contratti dei servizi cimiteriali. L'amministrazione produce un originale analogico per evidenti motivi. Il segretario generale oppure un funzionario addetto firma olograficamente. Il cittadino obbligatoriamente controfirma in carta. Questo ci sta. Però, qui non ho tempo, ma forse ve l'ho fatto vedere nella lezione precedente, c'è una nuova utility che si chiama Firma con Io, per cui il cittadino firma digitalmente documenti da voi inviati, ovviamente in modalità digitale, utilizzando l'app Io. E quindi il cittadino ha in una qualche maniera una firma digitale.
Quindi stiamo andando sempre di più, anche nel caso della contrattualistica, ad una rappresentazione quasi totalmente digitale. Possiamo ancora firmare analogico nel caso di contratti con cittadini, sia chiaro, perché se sono contratti con imprese e professionisti iscritti agli albi, hanno la firma digitale, quindi obbligatorio da un punto di vista digitale. Quale titolario di classificazione può essere preso a riferimento oggi per gli enti del comune? Questo vi rispondo più avanti, ma è il titolario presentato dall'ANCI, quindi è il vecchio titolario ANCI, se non mi ricordo male, 2014-2015, ma parlando su fascicolazione, io vi farò vedere il titolario non solo a 2 livelli, ma a 3, perché senza terzo livello non riuscite a fascicolare digitalmente, ma ve lo faccio vedere prossima lezione. Dice ancora, quindi si deve convertire l'originale analogico in una copia autentica digitale. Esattamente, è un processo di scansione, articolo 22 del CAD, che vedremo più avanti, che nella forma e nel contenuto deve garantire che originale e copia devono essere assolutamente identici. Posso capire che c'è ancora qualcuno che ha lo smartphone, ma non è un problema, perché insisto, senza smartphone ti viene recapitata carta. L'importante è che quella carta rechi la dicitura copia analogica di originale digitale e che l'amministrazione conservi l'originale digitale, che è un PDF firmato digitalmente. Ok? Penso di aver risposto alle vostre domande. Gestione del flusso documentale. Facciamo un brevissimo riassunto per far capire dove interverrò un po' con voi. L'input ormai è quasi sempre corretto da un punto di vista digitale. Non sempre sono corrette la qualità dei documenti che vengono presentati in modalità digitale, soprattutto da professionisti iscritti agli albi e penso soprattutto ai notai, penso soprattutto agli avvocati, penso in alcuni casi la corrispondenza con le prefetture, penso in alcuni casi la corrispondenza con i tribunali, dove c'è ancora troppo mentalità analogica. Back office però non va benissimo per quello che vi ho detto, perché abbiamo spessissimo un flusso ibrido. Possiamo avere la cartellina cartacea e contemporaneamente abbiamo una cartella di rete, poi qualcuno sta provando a fascicolare digitalmente, capite che non andiamo da nessuna parte. L'output è quasi sempre corretto, quello digitale, perché tanto sono PDF firmati digitalmente, se sono poi indirizzati ad un iscritto in IPEC, sono un PDF A firmato digitalmente, viene protocollato e viene spedito direttamente. Si sbaglia a volte nella copia analogica di originale digitale, che era l'esempio che mi faceva prima il vostro collega spettatore anonimo. Questo è spesso un errore che si fa, perché si tende in quel caso ancora a firmare olograficamente. No, non ha alcun senso, per tutti i motivi che vi ho detto, perché l'originale, la risposta che si dà al cittadino o al professionista è obbligatoriamente un digitale firmato digitalmente. Che poi si stampa e deve però recare la dicitura che è una copia analogica di un originale che però era digitale, perché in giudizio tu esibisci l'originale digitale, cioè quello che tu conservi, il famoso PDF firmato digitalmente. Queste cose, come ci siamo detti, avvengono perché ci sono problemi di tipo organizzativo e culturale. Non è, guardate, un problema di software. Quasi tutti i software permettono di fare le cose che vi ho detto ormai. Spessissimo un problema organizzativo e anche culturale, perché molte di queste cose non si sanno, a partire dai vostri colleghi che fanno protocollazione, ma è da anni che non ricevono un'adeguata formazione, per cui fanno protocollazione come se ancora avessero carta. Girano ancora molti timbri ricevuta, molti timbri con la data, assolutamente inutile. Ma io ho dato una ricevuta cartacea al cittadino, valore legale 0 quella ricevuta, perché in realtà l'unica vera ricevuta la ricevi o dentro l'area personale del sito o attraverso l'APIO un minuto dopo che il tuo atto è stato protocollato come previsto da linee guida AGI. Quindi attenzione, anche là
a non produrre superfettazioni inutili, scusate l'inglesismo. Qui, senza polemica alcuna, non abbiamo più bisogno dell'archivista tradizionale. Certo, abbiamo bisogno di competenze archivistiche, ma l'archivista tradizionale carta, francamente, è una figura che ci serve fino a un certo punto. Noi abbiamo bisogno, certo, delle loro competenze, ma tradotte nel flusso digitale, perché noi abbiamo bisogno di trattare file digitali, non abbiamo più grandi quantità di file, di documenti cartacei, di faldoni, quindi dell'ordine cartaceo. Noi stiamo trattando sempre di più file. Di carta ormai cosa resta? L'istanza che porta il cittadino cartacea. Poi possono esserci ancora alcuni repertori cartacei che però sono tutti in fase di superamento, penso nell'elettorale, nello stato civile, nei comuni, ma sono tutti in fase di superamento, e possono esserci ancora alcuni repertori cartacei di contratti per i motivi che ci siamo detti prima. Ma ormai il grosso del vostro flusso è interamente digitale e quindi va riorganizzato, gestito e conservato con criteri e su basi che sono totalmente diversi. Ultima slide di tipo metodologico, poi vediamo. Se voi dovete cominciare, non dico da zero, perché nessuno di voi parte da zero, ne sono io così presuntuoso di darvi voti su questo. Però se voi volete riorganizzarvi un po', vi do qualche indicazione sui livelli di complessità. Da dove vale la pena partire per andare avanti e diciamo dove, intendetela bene, anche se lo fate più avanti perché sono più complessi, va bene, perché prima dobbiamo darci un po' un modello. Quindi io vi ho diviso e vi divido, e poi lo vedremo meglio quando faremo il laboratorio, perché vi ho visto prima avete buttato dentro tanti procedimenti, però poi li dobbiamo un po' inquadrare in procedimenti a bassa media complessità e quelli ad alta complessità. Se un'amministrazione non ha mai organizzato e fascicolato digitalmente, io preferisco partire da quelli a bassa media complessità, per poi, fatto il modello, andare a quelli a grande complessità. I servizi alla persona e alla famiglia sono tutto sommato abbastanza semplici, perché spesso sono fatti di un documento di istanza e una risposta. Sono due documenti che si incrociano. Potrebbero diventare più complessi se ad esempio è un accertamento tributario, quindi una prima istanza digitale, alla quale tu rispondi, tu cittadino che non sei d'accordo, con una PEC o con una mail. E quindi poi te amministrazione devi gestire un flusso documentale che può essere fatto di più domande e risposte. Ma il grosso sono domande e risposte. Voglio iscrivere mio figlio alla scuola materna. Domanda che avviene utilizzando SPID. Così in parte sto rispondendo anche a Daniela. Risposta. Risposta è addirittura una graduatoria dove tuo figlio è inserito. Quindi sono due atti in tutto. Tanto è vero che quello è un fascicolo molto semplice. Può anche non essere un fascicolo per persona fisica, può essere un fascicolo per procedimento, dove raccogli tutte le domande che sono state presentate. Quindi è molto semplice. Ripeto, può avere alcuni elementi di complessità se c'è uno scambio, se c'è un contenzioso, allora si amplia un po' di più. Ma è una parte non complicata. Peraltro oggi, penso alla scuola, è in larga parte in entrata totalmente digitale. Attività amministrative di segreteria e finanziarie. Sono anche queste di bassa media complessità. Può essere la fascicolazione della gestione degli atti di una giunta comunale o di una giunta regionale a scarsa complessità, perché ci può essere l'atto di convocazione, il verbale che può essere redatto in modalità digitale e poi da lì un collegamento, nel caso in quella giunta
siano state discusse delibere al gestionale di produzione degli atti. Non è complessissimo da fare. Una può essere nel momento in cui noi raccogliamo il repertorio delle delibere delle determine. Ormai sono tutte digitali e lo fa in larga parte un gestionale documentale, quindi non è più un repertorio cartaceo, è un repertorio digitale che una volta all'anno va conferito alla conservazione. Può essere il repertorio dei contratti se si fanno digitali, ma non è complicatissimo. Quelle che hanno complessità sono quelle dove il procedimento in sé è complicato. Quindi, per capirci, tutta la programmazione delle opere pubbliche. Fascicolare digitalmente un'opera pubblica ha una certa complessità, perché è complesso il procedimento di un'opera pubblica, perché è fatto di diversi stadi e di tanti protagonisti, perché può esserci certo il RUP di quel procedimento, ma anche il professionista che poi va a cantieri e quando fa verbali spesso li tiene nel suo computer, non li condivide, e non tutti questi sono digitali. Poi possono esserci da un punto di vista contabile tutti i SAL di avanzamento del procedimento. Io ho fatto soprattutto in Toscana, 2 o 3 esempi di gestione di verifica di opere pubbliche. L'abbiamo fatto alla fine, peraltro con ringraziamento degli uffici perché abbiamo chiarito tanti passaggi e così via. Però non è facile, ve lo dico io, quindi io non voglio affrontarli in prima battuta. In prima battuta in un'amministrazione faccio prima le parti semplici per dare diciamo così, seguito. E ovviamente sportello edilizia, perché anche questo ha una certa complessità, perché ci sono tanti passaggi, perché il procedimento in sé che è incasinato, scusate il termine. Il fascicolo per procedimento affare non consente al cittadino l'accesso alla sua area personale. Dovrebbe pertanto essere evitato quando vi sia uno scambio col cittadino? No, perché può essere, Daniela, facciamo il tipico caso del procedimento per affare che può essere una campagna di accertamento da parte di un comune. Quindi il fascicolo padre è la campagna di accertamento ed è un tipico fascicolo per procedimento affare, dentro il quale tu custodisci l'insieme di tutti gli atti che hai inviato. È evidente che il cittadino fa l'accesso al procedimento, quindi nel caso Michele Vianello ricorra contro quell'atto, ti manderà una mail con allegato il mio ricorso. Nel qual caso tu apri dentro il fascicolo procedimento un sottofascicolo per persona fisica che contiene il contenzioso fra me e il comune. A quel fascicolo per contenzioso ha accesso il cittadino Vianello. Non all'insieme, perché è sbagliato, ma all'accesso che lo riguarda. Attenzione, dentro un fascicolone per procedimento affare può essere nidificato, scusate che bel termine, un fascicolo per persona fisica. Può essere assolutamente fatto. Io faccio una richiesta di patrocinio, sono un'associazione. Vale questo per il comune, per la provincia, per la regione. Faccio un fascicolone sempre per affare, procedimento che si chiamerà richieste patrocini 2023 e dentro creo, nidifico sottofascicoli per persona fisica, perché le associazioni sono assimilate alle persone fisiche alle quali partecipa al procedimento. Quindi vi ho fatto 2 esempi di nidificazione. Fascicolo per affare procedimento, perché parte da voi, ad esempio, la campagna per gli accertamenti tributari, nasce da un atto della vostra amministrazione, quindi va inquadrato come procedimento affare. Ma poi, se il cittadino paga, muore lì, saluti e baci. Ma nel caso ci sia contenzioso, parte immediatamente un fascicolo per persona fisica. È chiaro, Daniela, il concetto, poi bisogna farli più puntualmente. Attenzione, in questa forma di organizzazione, ai sensi della 445, siete liberi, cioè dovete organizzare poi questa gestione come meglio è fatta la vostra amministrazione.
Io vi ho fatto 2 esempi, potrei farvene anche altri. Atto secondo, quindi l'atto primo è ci diamo il manuale di gestione documentale. Atto secondo è dobbiamo verificare l'input digitale, quindi la validità, e gestire poi l'input analogico. Spettatore anonimo, gestire l'input analogico. Già alcune cose ve le avevo dette. Atto secondo. Qui, Daniela, la risposta, quando prima mi dicevi ci fai, e ritessi, quando prima ci dicevi ci fai qualche esempio. E vi ho detto, attenzione, all'articolo 65 del CAD. Quindi, l'articolo 65 del CAD è quello che norma la validità. Ovviamente poi le linee guida fanno riferimento a questo articolo 65. L'articolo 65 è quello che si chiama istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni, e attenzione anche ai gestori di servizi pubblici, perché ho visto fra l'elenco dei partecipanti c'erano, non so, ci sono anche altri, anche oggi, gestori di servizi pubblici, anche un'autorità portuale, quella di casa mia, cioè di Venezia. Attenzione perché anche voi siete soggetti a questo. Quindi sono valide se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20. Quindi devono essere o sottoscritte con firma digitale oppure deve essere avvenuto utilizzando SPID. Esempi per Daniela. Sono le linee guida AGI da stabilire che può andare? Sì, sono le linee guida e anche la 445, se non mi ricordo male, ma soprattutto le linee guida. C'è un pezzo delle linee guida che dice che può andare in conservazione anche un fascicolo aperto. D'altronde, Daniela, se io apro il fascicolo di un'opera pubblica, è evidente che io lo devo mandare in conservazione aperto, perché un'opera annualmente deve andare in conservazione almeno una volta all'anno. Devi guardare la parte delle linee guida, quella dedicata ai fascicoli, se non mi ricordo male, fammi agio. Fascicolo di un'opera pubblica resta aperto per anni, anche perché se tu decidi che non metti dentro il fascicolo solo la realizzazione dell'opera pubblica, ma ci metti anche la manutenzione, è evidente che resta aperto per sempre. Ma in conservazione ci deve andare aperto, perché una volta all'anno va conservato tutto. Parlavamo prima del tema questo delle verifiche tributarie. Verifica tributaria parte un anno, ma poi se ci sono tanti contenziosi resta aperto. Quindi va aperto in conservazione. Torniamo all'articolo 65. Quindi, se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20. Esempio, cittadino Michele Vianello ha eletto proprio domicilio su INAD. Quindi io vi mando una qualsiasi istanza, decidete voi qual è, ve la posso mandare, non ho SPID e non voglio utilizzare SPID, prendo l'istanza di iscrizione di richiesta di suolo pubblico per usi privati, ve la mando via PEC, che è la PEC che è stata registrata su INAD. L'allegato è firmato e sottoscritto a mano, perché non ho una firma digitale, ma è scansionato in PDF, nel qual caso è assolutamente corretto. L'avete ricevuto da INAD, non serve copia fronte retro di documento d'identità perché l'ho spedito proprio dal mio domicilio. Questo è un caso, un esempio. Se la stessa istanza io la faccio da SPID, andrò sul sito del comune. Se il sito del comune mi rende disponibile via SPID la richiesta di suolo pubblico per uso privato, attivo il form. Compilo il form online con i diversi passaggi, chiudo il form online, ovviamente non è firmato e non c'è copia di documento d'identità per evidenti motivi, il form online viene spedito al vostro protocollo. Il vostro protocollo protocolla automaticamente, manda a Vianello o su Appio o sull'area personale
perché SPID ce l'ho, ma può essermi mandato anche sulla mail che è stata indicata da SPID il numero di protocollo a cui voi avete attribuito. Sul vostro back office voi avete documento amministrativo informatico originale e da quello si apre il fascicolo e inizia il procedimento. Ovvero, ed era l'esempio che vi facevo oggi, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale di servizi. Oppure formato tramite il punto d'accesso telematico per dispositivi mobili di cui è l'articolo 64 bis, app IO. Attenzione, fino ad ora voi avete utilizzato l'app IO solo per comunicazioni al cittadino, ma non per iscrivere tuo figlio a scuola. Attenzione, perché anche l'app IO deve consentire direttamente la possibilità di fruire il servizio. Dice Daniele, il nostro fornitore insiste che non si può fare, grazie per le sue indicazioni, userò per pretendere una revisione. Non sono cattivo, però non fidatevi molto dei fornitori, che spesso non hanno i prodotti nuovi e dicono che non si può fare. Non va bene, si può fare. Scusate se sono un po' cattivo, ma in questo momento con i fornitori non va benissimo, mettiamola così. Oppure sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità. Io vi sto spedendo quella stessa istanza utilizzando la mia mail. La mia mail è vianelloilbello@gmail.com. È evidente che voi dovete accettare la mia istanza, ma quella mia istanza deve essere accompagnata dalla copia fronte retro del documento di identità, perché Vianello il Bello non è un indirizzo, è un indirizzo mail convenzionale. E il mio documento deve essere sottoscritto, quindi deve essere un PDF, perché vi ricordate che vi ho detto che i JPEG sono un valore rappresentativo, e deve essere ex ante firmato digitalmente. Attenzione, vi do un'altra dritta. Se il cittadino ha attivato l'app firma con io, CIE Sign, quindi firma con CIE, quell'atto in JPEG firmato con CIE Sign è valido, perché attenzione, il cittadino oggi può firmare anche utilizzando la CIE, quindi in questo caso la sottoscrizione viene fatta con la CIE. Ovviamente c'è la copia fronte retro del documento di identità, perché vianelloilbello@gmail.com non è ovviamente un indirizzo valido. CBIS, ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale, iscritto a uno degli elenchi di cui agli articoli 6 bis in IPEC, 6 ter e 6 quater, ovvero IPA pubbliche amministrazioni oppure INAD cittadini. Quindi a queste condizioni è valido ciò che voi ricevete. Quando poi tracceremo i flussi, se ci fosse anche qualche vostro collega del protocollo, mi piacerebbe verificare se questi atti vengono accettati a queste condizioni. Perché è vero che poi il protocollatore deve protocollare tutto. Ecco, piccola regola. Il protocollatore deve protocollare tutto, anche ciò che non è palesemente valido. Poi per atto di cortesia, se un bravo protocollatore avvisa l'ufficio, ma l'ufficio poi è quello che accetta o meno di aprire il procedimento. Se l'ufficio accetta di aprire un procedimento sulla base di presupposti diversi da questi, state aprendo un procedimento che non ha valore. Quindi il valore dell'input è importante, come avete capito, e vorrei assieme a voi nel laboratorio, quindi cominciate già a pensarci, per quei procedimenti che mi avete indicati, dobbiamo cominciare a vedere il valore degli input. Perché, come avete capito, non si può aprire un procedimento sulla base di un presupposto sbagliato. Qui ho messo l'inosservanza comporta responsabilità dirigenziale disciplinare. Attenzione, cosa molto importante, forse va detta anche a quel fornitore, le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Perché se uno porta carta è evidente che deve essere identificato allo sportello e dovrebbe, perché non sempre avviene così, firmare l'istanza di fronte al protocollatore o chi c'è nel front office. Quindi questo articolo 65 è quello che ci
che ci codifica la validità delle istanze avanzate, quindi l'input avanzato. Questi due articoli riguardano molto i professionisti e le imprese, sono già ricompresi in quel 65, però lo ripeto a tutti noi, il 5 bis ci dice che la presentazione di istanze, dichiarazioni dati e lo scambio di informazioni e documenti anche a fini statistici tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi con le imprese si parla esclusivamente in modalità digitale. Non è ammessa la carta. Non è assolutamente ammessa la carta. Non hanno valore. Avvengono esclusivamente in modalità digitale. Meglio se su SUAP. Semmai il problema per SUAP è spesso la sua mancanza di interoperabilità con i gestionali documentali, in primis imprese in un giorno. Dibattito che mi piacerebbe aprire molto anche con i colleghi della Camera di Commercio, perché imprese in un giorno non è interoperabile con molti dei software di gestione documentale, però è un altro ragionamento. Il 6 bis è quello degli indici in IPEC. Gli indirizzi PEC inseriti in tale indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica. Quindi le comunicazioni e le notifiche agli iscritti agli INIPEC, quindi tutti gli iscritti agli albi professionali, sono esclusivamente utilizzando PEC, oppure ovviamente se c'è il SUE, lo sportello per quello per l'edilizia privata, ma tutte le altre comunicazioni vanno fatte esclusivamente con PEC. Questa è cosa che va detta spesso ai notai, agli avvocati, ai quali piace molto l'olografo e l'utilizzo della Mont Blanc, ma questa è una battutaccia, ma perché spesso ciò avviene e non deve assolutamente avvenire. Attenzione, articolo 12,2 ribadisce ulteriormente questi concetti. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, quindi abbiamo parlato, imprese e professionisti, ma anche le pubbliche amministrazioni, perché le pubbliche amministrazioni utilizzano nei rapporti interni, in quelli con le altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Guardate qua, garantendo l'interoperabilità dei sistemi. Oggi finalmente abbiamo la piattaforma nazionale dati che ci garantisce l'interoperabilità nello scambio che avviene di documenti protocollati fra pubbliche amministrazioni. Però fin ad oggi questo non c'è mai stato e molte pubbliche amministrazioni continuano ad utilizzare ancora carta, prefettura in primis, mi spiace dirlo. No, va utilizzato obbligatoriamente digitale. Questo ovviamente è ribadito dall'articolo 47. Veniamo al tema della scansione, ovvero il tema della certificazione di processo, cioè a quali condizioni è valido ciò che voi producete dalla scansione. Quindi voi siete abituati, quindi abbiamo due tipologie di scansione. Io oggi ne affronto solo una, l'altra la lasciamo lì, perché non è molto oggetto di questo corso. Però io ve la butto lì poi come stimolo, come voi ci ragionate. Vi consiglio di leggere bene l'allegato 3 alle linee guida, cioè il tema della certificazione di processo. Si intende il processo di scansione. Noi oggi abbiamo a che fare con scansioni di atti che i cittadini ci portano al protocollo. Se fossimo in aula vi avvierei brutalmente perché si scansiona. E sarei stato lì ad ascoltare le vostre osservazioni. Si scansiona, ve la dico già in anticipo, perché il cittadino ha diritto a portare istanze analogiche, ma il procedimento, per tutto quello che ci siamo detti, deve avvenire in modalità digitale. Quindi si scansiona perché tutto avvenga in modalità digitale. Tanto è vero che ai comuni che io seguo anche professionalmente, consiglio vivamente, facendomi odiare dagli uffici, ma non dai protocollatori, che dopo che una scansione è stata fatta, l'atto cartaceo va immediatamente archiviato, non va dato all'ufficio, va immediatamente archiviato, perché il procedimento avviene sul file digitale, altrimenti non c'è motivo di fare scansioni. Se tu fai scansioni ma poi non utilizzi la scansione, è un lavoro che non ha senso. C'è un file che resta là, nel gestionale documentale, nessuno lo utilizza. Perché? Perché hanno la brutta abitudine di usare la carta. No,
Una volta fatta la scansione, la carta va in archivio. Scusate, su questo punto sono molto drastico. Questa è la prima tipologia di scansioni. La seconda tipologia è: qualcuno vi chiede in formato digitale atti che sono stati fatti in origine in modalità analogica. Quando è stato molto di moda il famoso 110%, liberi professionisti hanno assediato i vostri uffici tecnici chiedendo a volte proprio copie digitali di originali analogici. Copia digitale di originale analogico. La terza tipologia è il giorno in cui voi decidete di scansionare archivi. Quindi avete centinaia di migliaia di fogli che siete stufi di farli prendere polvere, che siete stufi che siano mangiati dai topi, che hanno un valore storico, quindi occhio, la sovrintendenza ha ragione, vanno custoditi, hanno un valore storico, ma voi per l'utilizzo che ne fate avete bisogno di renderli digitali. Qui tornano di nuovo gli uffici tecnici, gli uffici urbanistica. Quindi a un certo punto decidete di scansionare un archivio. E qui è un'attività importante. In questa fase io insisterò molto sulla prima parte, che è quella che ci interessa di più, ovvero la scansione di atti che vi hanno portato i cittadini. Vediamo cosa dice Maria Chiara. Ma non deve essere fatto il fascicolo analogico con gli stessi dati del fascicolo digitale per la gestione? Non esistono i fascicoli ibridi. Non uscite dalla logica che ha valore il fascicolo ibrido. Il fascicolo ibrido non esiste. O è analogico o è digitale. Analogici sono quelli che fate esclusivamente con carta. Digitali sono quelli che dovete fare oggi. Vi ho fatto vedere prima, la legge prevede che i fascicoli delle pubbliche amministrazioni sono digitali, punto. Non sono ibridi. In legge non esiste il fascicolo ibrido. Ibrido è figlio di vecchie abitudini, per cui avete pezzi di carta e pezzi di digitale. Maria Chiara, mi spieghi quando voi mettete il digitale nelle cartelle di rete, come fate ad associarlo ad un fascicolo cartaceo? Nella cartella di rete non mettete mica i metadati. Cioè uscite, so che mi faccio odiare dalle sovrintendenze, però finisce come dire, l'epoca di tutto carta. Per capirci, l'istanza cartacea che ha portato quello che ti ha chiesto diciamo così, il patrocinio, andrà messa in un fascicolone cartaceo che si chiama Patrocini 2023, che sarà identico in digitale a, se questo intendevi dire, a Patrocini 2023. In questo senso deve esserci corrispondenza, ma non sono fascicoli ibridi. Il pezzo di carta che ti hanno portato non sta generando un procedimento, perché il procedimento è generato dal file digitale. Quel file cartaceo muore lì dentro, punto. È l'atto che ti ha portato il cittadino. E ti dirò a quali condizioni di certificazione non serve neanche più conservarlo. Non serve neanche più conservarlo. Così arriviamo anche al tema dello scarto. Quindi dedico questa ultima parte. No, non deve andare al macero, Letizia. Entra nel tema dello scarto. Adesso vi spiego un po' come funziona e finiamo la mattinata con questo. Tutto è governato dall'articolo 22 del CAD e dalle linee guida figlie che sono il tema del certificazione di processo. Articolo 22 si chiama copie informatiche di documenti analogici e dice: la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti, quindi un processo e uno strumento che è uno scanner, che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. Ok? Quindi, la prima domanda che io normalmente faccio a chi scansiona: quando voi scansionate, verificate che nella forma e nel contenuto il file scansione sia identico all'originale cartaceo? Ovvero, se l'originale è a colori, la scansione è a colori. Se sono 10 fogli, se sono 4 fogli, 4 fogli. Cioè devono essere identici.
Questo può essere fatto anche attraverso certificazione di processo, ma non ha importanza. A noi in questo momento interessa una verifica de visu. Quindi il nostro bravo scansionatore deve verificare che nella forma e nel contenuto originale e copia siano identici. Fatto questo, però, non è sufficiente, perché quel file non ha valore probatorio, potrebbe essere disconosciuto in giudizio e quindi dovreste dover esibire la carta. Ecco perché non potete mandarla al macero, Letizia, dovete conservarla. A meno che voi, comma 2, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale. Vuol dire che quel file scansione, una volta che ne è stato accertato che nella forma e nel contenuto sono identici, un pubblico ufficiale nominato, delegato, che può essere lo stesso scansionatore, con firma digitale ne attesta la conformità, cioè attesta che nella forma e nel contenuto sono identici. Ok, cosa che attualmente non fate. Per cui voi fate il file scansione e fin qua va bene. E in teoria il procedimento potete iniziarlo da quel file scansione, ma se volete mettere la pietra tombale a tutto e darmi un file che ha valore in giudizio, dovete anche attestarne la conformità. Peraltro, in piattaforma nazionale notifiche vengono accettate solo scansioni di cui sia attestata la conformità. Che ne facciamo del pezzo di carta se abbiamo attestata la conformità? E qui esce il comma 4. Le copie formate ai sensi degli articoli, dei commi bla bla, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico e sono idonei ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge. Quindi, Maria Carmen, se tu mi fai la attestazione di conformità, non hai più l'obbligo di conservazione della carta. Informi, cioè la sovrintendenza, che quella carta è scartata. Scartata vuol dire che la puoi anche rendere al cittadino con numero di protocollo, perché ciò che vale a quel punto è l'originale digitale. Non è che per ogni pezzo di carta informi la sovrintendenza. Tu informi la sovrintendenza che adotti questo procedimento e che quindi d'ora in avanti, non è che la mandi al macero, Letizia, d'ora in avanti alla certificazione di processo segue lo scarto della carta. Sono stato chiaro fin qua? Ricordatevi che questa parte è importante, altrimenti non riuscite ad andare su Send. Quanti protocollatori pubblici ufficiali conosce? Dove sono passato io ci sono. Perché non lo fate? Perché non lo sapete. Questa cosa non la fate perché spesso voi non la sapete. Consiglio che sto dando a tutte le amministrazioni in questo momento è di cominciare ad aumentare il numero di firme digitali, perché sono diventato uno strumento di lavoro, ve l'ho detto anche nel precedente webinar, e a nominare previa formazione, questo deve essere chiaro, vanno formati delle figure, compresi i protocollatori, ad essere pubblici ufficiali. È una semplice norma delega a pubblico ufficiale per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 22,2 del CAD, eccetera. Qui io avrei finito, Nicola. Bene, Michele. Se non ci sono domande, naturalmente. Allora, ti chiedo Poi io mi faccio sì, prendere, come hai capito, quindi sì, sì, non sì. avrei finito, ne ho anche altre. Ma le vediamo Ma la prossima anche, volta. anche le domande penso che non finirebbero mai. No, No, devono l'unica cosa pensarci. è se nelle domande che ci sono ehm, in coda, alcune hai già dato risposta, così le cancelliamo, ci provano. Allora, Felice mi dice che non gli ho ancora risposto. All'inizio della prossima cosa ti rispondo, ma mi è chiaro, ok, mi è va chiaro, bene. Quindi te le dico prossima volta. questa ce Tu la la riprendi, chiudiamo. Nicola, e me la mandi, me la ricordi come l'altra volta. Ok. Quindi come questa volta apro, è domanda delle 12:11.
ha ragione Felice, mi sono fatto prendere da altre cose. Gli rispondo all'inizio della prossima volta come ho fatto oggi. Ok, che è quella, può fare un Può esempio cortesemente fare Sì, l'esempio? Ok, ok. sì, sì, va bene. Poi, scusate, allora questa diciamo la chiudiamo. Il back office dei comuni, in Penso primis il al... protocollo informatico, devono gestire questi metadati, devono avere queste funzionalità. Vabbè, questo sui metadati penso che hai già Sì, risposto più volte. sì, assolutamente sì. Comunque la gestione dei metadati, cioè, è uno dei requisiti minimi Fondamentali. di un gestionale per il protocollo. Se la stragrande maggioranza degli utenti non ha lo smartphone, c'è un problema degli Abbiamo atti già, ho già mensili. Ok, risposto al risposta dal famoso vivo. anonimo, ho già risposto abbondantemente. Sì, perché alcuni evitano, ma non importa. Firma dell'utente, No, analogica infatti, scelta come far firmare il dirigente. anche qua ho risposto a Ok, tutte queste. va bene. Titolario, va bene. Quindi si deve come originale, questo l'hai appena spiegato. E sul digital divide, non Dobbiamo so se... lavorarci. Ok, esatto, ci dobbiamo lavorare tutti e ci sono anche degli strumenti anche, insomma, del PNRR per formare i cittadini. Il fascicolo procedimento a fare non consente al cittadino accesso alla sfera personale, questo mi sembrava avessi già Ho già risposto. risposto anche su questo. Sono linee guida a stabilire chi può andare in conservazione anche un... Già risposto. Ok. Già risposto anche a questo. Cosa deve essere memorizzato sui sistemi back office per mostrare a terzi che Già l'istanza è fatto stata... anche questo. Ok, Già fatto. Già risposto a tutte. il nostro fornitore, ok, va bene, non deve essere fatto il fascicolo, ok, Per te finito. no, anche questo ho già risposto. Abbiamo Sì, quella che che ha ho fatto per tutte. memorizzato. E a quella rispondo all'inizio Se prossima non ci volta perché è sono interessante. altre domande, allora vi ricordo tutti che il prossimo incontro è di venerdì e non di mercoledì, per cui non perdetevi l'incontro. E cercheremo di dare in quell'occasione anche le ulteriori insomma, istruzioni di come organizzeremo i laboratori. Io Se non ci sono altre cose, direi che salutiamo. possiamo Le poi slide ve le chiudere. do tutte la prossima volta perché faccio un unico pacchettone con la prossima lezione. Va bene, poi concludere la condivisione, così Interrompi ringraziamo tutti. condivisione. Ok. Ringraziamo tutti, ringraziamo Michele Viannello. Come al solito è stato molto partecipato, domande sono arrivate numerose, siamo tutti contenti. E infine ringraziamo Federica che ci ha assistito nella parte di regia. Io direi, Michele, che possiamo salutare tutti Grazie a tutti voi, e alla davvero. prossima. Grazie Arrivederci. mille, alla prossima, arrivederci.